Rogo de Avecia ancora in alto mare e l'associazione Amici di Ponte Dante, che insieme al gruppo folcloristico organizza il processo di metà quaresima, non nasconde il suo malumore. Il via libera dell'ente Parco del Sile per dar fuoco alla Vecia in mezzo al fiume ancora non c'è. Sì, perché i permessi perché la Corte si riunisca per giudicare vizi e virtù del 2013 sono già stati rilasciati, ma non per eseguire la sentenza. Attualmente, a oggi martedì, siamo ancora in sospeso perché l'ente Parco Sile deve ancora fornirci l'ultimo documento per poter proseguire con le pratiche presso la Questura e il Comune di Treviso. In teoria ci è stato assicurato che domani dovrebbero arrivare, quindi giovedì andranno in Comune e in Questura e speriamo che i due enti, Questura e Comune, abbiano un occhio di riguardo per darsi la possibilità di svolgere il 27. Gli amici di Ponte Dante sono preoccupati anche se dal Parco del Sile fanno sapere che tutto si sistemerà a ore, ma i tempi stringono, dicono, e il rogo della Vecia è dunque ancora a rischio. Teniamo conto che andiamo per questa la 49esima edizione, quindi interromperla sarebbe un peccato e fare il processo senza il rogo sarebbe ancora peggio. Una Vecia che verrebbe assolta quest'anno? In teoria sì per adesso, ma speriamo proprio di no. Secondo lei, se venisse a mancare questo appuntamento, cosa perderebbe Treviso? Un'occasione d'oro, e non so, per la cittadinanza per un verso, per qualcun altro di fare una bella figura.